Presidente, oggi consiglio direttivo congiunto Federalberghi, Confcommercio e Confturismo, un invitato speciale, il vicepresidente della Regione Veneto, assessore con delega al turismo. Sì, certo, era un appuntamento atteso che fa seguito a quello avvenuto istituzionalmente qualche giorno fa a Palazzo Balbi, dove abbiamo presentato quella che è la posizione del nostro settore rispetto a una serie di tematiche strategiche ed importanti. Credo che sia giusto averlo fatto oggi alla presenza di tutti i presidenti delle territoriali del Veneto e dei vertici del sistema Confturismo, che poi di fatto costituiscono praticamente il 90% di quello che è la generazione di quello che è il PIL di questa regione, quindi il settore turistico oggi è la prima economia della regione Veneto. È stato un incontro costruttivo, siamo ovviamente in un momento di ripartenza è importante analizzare anche qual è l'asset strategico di quelle che sono le dinamiche internazionali che stanno succedendo in queste ore, che possono avere delle ripercussioni, e quindi a conferma che il turismo è sempre un sistema in costante dinamismo. Continuare a fare le stesse cose vuol dire perdere terreno, rischiare di andare fuori mercato. Quindi oggi era importante mettere un po' un punto a capo rispetto alla legislatura precedente, che ha portato sicuramente dei risultati interessanti, e ridefinire quello che è lo scenario, e soprattutto, credo questo sia un importante passaggio di questo incontro, quanto sia fondamentale da qui in avanti una stretta sinergia tra il settore pubblico e il settore privato, tra l'individuare una governance che coordini un po' il lavoro di tutti gli operatori, sia sul tema della promozione, sia sul tema della gestione delle risorse, sia sul tema del capitale umano, sia sul grande tema della digitalizzazione. Questo è un dovere che una regione come la nostra, il Veneto, che è leader sì nei numeri, nelle presenze, ma lo deve essere anche nelle scelte strategiche, nella visione che andrà a porre e a calare a terra da qui ai prossimi 5 anni. Si è parlato del position paper che è stato illustrato anche in un incontro istituzionale precedente ad oggi con il vicepresidente, senza dilungarsi eccessivamente nei dettagli, perché il position paper è chiaramente molto lungo e articolato. Quali sono i punti cardine del dialogo con le istituzioni? Ma allora, sicuramente c'è un tema che noi non vogliamo dare per scontato e non vogliamo che si continui a darlo per scontato. Il turismo ha bisogno di essere considerata la prima infrastruttura della nostra regione, una infrastruttura importante che necessita di pianificazione, che necessita di risorse. Quindi il pensare che il turismo, siccome i numeri continuano a crescere, non abbia bisogno di essere in qualche modo attenzionato anche nella destinazione delle risorse, credo che sia un errore che non ci possiamo permettere il lusso di commettere. Poi c'è il grande tema del capitale umano, che resta comunque al centro anche per la valorizzazione di quelli che sono gli investimenti e i fondi e i bandi che la regione intenderà mettere in atto per sostenere questo sviluppo e questo innalzamento del livello qualitativo. Il grande tema della formazione degli imprenditori, perché non c'è solo un tema di attrazione di capitale umano e di una generazione di giovani che deve riavvicinarsi al nostro settore, ma c'è anche forse la capacità di dover interpretare i messaggi che arrivano da questa nuova generazione e creare loro le condizioni anche di una crescita professionale all'interno del nostro sistema. Quindi capitale umano, asset assolutamente strategico, formazione, asset assolutamente fondamentale. Poi c'è il tema ovviamente della sostenibilità e tutto il tema della digitalizzazione, processo in atto, rivoluzionario per certi aspetti, che devono efficientare tutto quello che è il nostro processo di erogazione di servizi, con una grande attenzione ai grandi temi appunto della sostenibilità anche ambientale e non solo. Quindi di lavoro ce n'è veramente tanto. C'è anche bisogno di mettere mano a un quadro normativo attualmente che ha bisogno di essere aggiornato. Mi riferisco ovviamente alla legge 11/2013, è uno dei temi che abbiamo portato al tavolo. Non tutto è da buttare, molto però c'è da rinnovare e riadattare al nuovo contesto, e quindi credo che insomma abbiamo buttato giù le basi e stiamo facendo un lavoro di sintesi per poi andare per ogni singolo punto nel dettaglio, con la partecipazione dei tavoli di Confturismo, di Federalberghi Veneto e di Confcommercio, che andranno puntualmente a dettare quelli che sono gli asset strategici e i punti fondamentali da tenere in considerazione per lo sviluppo economico del settore turistico. Ultimo ma non ultimo, sono passate le Olimpiadi, ma non le Paralimpiadi, che iniziano formalmente domani con l'inaugurazione a Verona. Ha già dato ampia nota del pensiero di Federalberghi sul valore delle Olimpiadi. Ne avete parlato oggi?
Ma si è accennato sicuramente al fatto che il lavoro non è ancora finito, anzi forse in questo momento ci aspetta una delle sfide più importanti. Il sistema delle Olimpiadi invernali ha funzionato bene in termini di macchina organizzativa, certo qualche disagio sul territorio, ma sicuramente una grande eredità, e ha fatto emergere anche una grande capacità di sinergia tra tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione di un evento che ha portato la nostra regione a livello internazionale in termini di visibilità e anche di capacità di accoglienza. Non abbiamo finito il lavoro, però c'è ancora un appuntamento importante. Le Paralimpiadi sono altrettanto importanti, forse anche di più per certi aspetti, per l'immagine della nostra regione, e sono certo che l'attenzione resta alta. Noi continueremo a collaborare con i nostri colleghi di quell'area di Cortina, ricordandoci però che anche in questo caso l'evento non interessa limitatamente quel territorio, ma un'area molto più vasta, e direi l'intera regione Veneto, che si sta giocando una partita che fino a qua è andata bene, ma il lavoro non è finito, dobbiamo restare concentrati e portare a casa il risultato.